Ad Agrigento il conto alla rovescia è iniziato. A fine mese la raccolta differenziata verrà effettuata in tutti gli esercizi commerciali e in tutte le abitazioni della città, senza alcuna distinzione di quartiere. Al Palacongressi del villaggio Mosena non ci sono più lunghe file e attese, le 8 postazioni resteranno aperte per la distribuzione dei kit, mentre finite le feste sarà attivo il front office di Giardina Gallotti e riprenderà la distribuzione dei carrellati in maniera capillare. E intanto oggi si registra la posizione critica della CGIL. Il risparmio in bolletta non passi attraverso la perdita di posti di lavoro. Sui rifiuti l'amministrazione comunale di Agrigento faccia un bagno di umiltà. Lo scrive il segretario regionale della funzione pubblica Alfonso Buscemi, che poi aggiunge: l'unico obiettivo per il momento raggiunto da Palazzo dei Giganti è preceduto dal segno in meno ed è quello che ha portato alla riduzione del personale di 48 unità, sperando che non ne seguano altri. Questa scelta certamente scellerata, dettata da un'esigenza meramente economica, ha pesato negativamente e influirà ancor più nel futuro. Non è un caso infatti che le aziende siano state costrette a bloccare le ferie e allungare i turni di lavoro, oltre all'orario previsto, per evitare che alcune zone rimanessero prive di servizio. Così come è stata una scelta politica incomprensibile lasciare tantissime zone senza il netturbino che spazzasse le strade. Ma se oggi si arranca con la raccolta differenziata porta a porta in pochi quartieri, come si pensa di reggere a queste condizioni quando si arriverà ad estendere il servizio in tutta la città? Si chiede Buscemi e poi sottolinea: l'amministrazione si assuma le proprie responsabilità e ammette i propri errori e nel contempo apre un proficuo e costante dialogo con i cittadini, invitandoli e stimolandoli a collaborare per la soluzione di un problema che si fa sempre più pesante per tutti. Ove il buonsenso dei cittadini e il controllo sociale venisse meno, allora l'amministrazione comunale, conclude Buscemi, avrà il dovere di intervenire potenziando il corpo della polizia municipale da utilizzare per la repressione di questi atti.